Buona giornata cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, in nostra compagnia Franco Conzato, direttore Padova Promex. Grazie di essere qui con noi, Buongiorno. direttore. Allora, avete visto il titolo, missioni all'estero per sopravvivere. Non stiamo parlando delle missioni umanitarie, missioni di vario tipo di guerra, belligeranza o quant'altro, né per salvare altri popoli, ma che le missioni che vengono compiute dagli imprenditori, supportati poi dagli enti che possono farlo, deputati a farlo e legittimati anche a farlo, per aprire nuove vie ai commerci, come avveniva un po' un tempo, e quindi strade che possono garantire la sopravvivenza delle aziende. Allora, ribadiremo il concetto non delocalizzazione, cioè non aprire nuove sedi all'estero e quindi dopo la fine depauperare quelle esistenti e chiudere, ma cercare dei canali perché quelle esistenti sul territorio possano continuare a produrre, continuare ad esserci, ma che il commercio con l'estero sia avviato in modo tale che, come succede per diverse realtà, per fortuna, la voce export sia la via di salvezza dei bilanci delle aziende, garantendo quindi l'occupazione e l'esistenza sul nostro territorio, che è già così difficile, proprio è una guerra alla sopravvivenza. E allora, siccome molti piccoli imprenditori, artigiani, eccetera, più e più volte ci manifestano l'opportunità, l'esigenza che si conoscano questi canali, chi fa cosa e soprattutto se sono delle vie ufficiali, serie, credibili, perché poi molti hanno preso anche delle belle batoste. Alcuni invocherebbero dei canali dedicati a questo, perché purtroppo il web trae molte volte in inganno, ma soprattutto non è facile trovare nel marasma che esiste nel web un imprenditore che viene dalla vita pratica, dall'operatività, quali sono le informazioni necessarie. Ce lo ribadiscono più e più volte. A questo punto noi che cerchiamo di fare un po' di essere d'aiuto e supporto ai cittadini, cerchiamo anche di avervi ogni tanto per dare dei ragguagli. E a me sono arrivate notizie che voi state organizzando, avete già fatto dei passi avanti, però delle missioni in certi paesi che possono essere delle vie interessanti. So, in Qatar andrete a dicembre, Ecco, se non sbaglio, poi in corretto. Turchia ci deve essere anche un incontro con Istanbul. Insomma, vediamo un po' di raccontare cosa si sta muovendo, quali sono i mercati seri, quali sono i paesi vicini più possibili approdabili, quelli lontani anche, così chi ci ascolta può forse illuminarsi e poi naturalmente contattarvi se del caso e quindi vedere cosa fare. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito perché ci consente anche così di avere uno scambio anche di opinioni su quelli che sono chiamati appunto processi di internazionalizzazione. Ecco, io su questo vorrei però riprendere una battuta che lei ha fatto in esordio di trasmissione e che la ritengo proprio il caposaldo sul quale diciamo viene fondata la nostra attività. E vale a dire, noi non parliamo mai di delocalizzazione, ma parliamo per l'appunto di internazionalizzazione delle nostre imprese. La differenza è presto detta, abbiamo assistito a dei fenomeni di delocalizzazione, diciamo verso la fine degli anni 80-90 e si rincorreva il minor costo della manodopera e quindi abbiamo assistito ai fenomeni della Romania, della Bulgaria, poi dell'Ucraina e spesso, come andiamo dicendo anche noi, abbiamo visto poi fenomeni di delocalizzazione dei cinesi verso il Vietnam, verso l'Etiopia e così via. Certo è che seguendo questa strada, Non se ne allora viene fuori. esattamente, oppure come una battuta che circola è che parto da Padova, faccio il giro del mondo, ma alla fine torno a Padova. E presumo che sia proprio così, perché la delocalizzazione si distingue molto invece da quella che è l'internazionalizzazione. E quindi sono operazioni nell'internazionalizzazione, quelle che noi cerchiamo di essere e di fare a fianco dei nostri imprenditori, che prevedono però un caposaldo qui a Padova, per quanto riguarda le nostre imprese di Padova, che non venga meno l'occupazione a Padova, ma che attraverso le azioni all'estero vengano consolidata la manodopera a Padova. Io su questo, se mi consente anche qua una brevissima battuta, penso che tutti abbiano commesso, abbiamo, mettiamoci pure anche noi, commesso l'errore di sottovalutare la manodopera nel senso della qualità della nostra manodopera, il manifatturiero. Tutti quanti a rincorrere questi manufatti a minor costo. Ecco, mi sembra che finalmente si stia un po' tornando indietro e si ricominci a dare valore alle nostre maestranze, ai nostri collaboratori, perché nella qualità della manodopera hanno creato la fortuna delle nostre imprese. Ecco, questa non va persa, ma va messa a regime con i mercati esteri. Per quanto riguarda i mercati esteri, due battute, poi magari anche potremo Sì, no, dopo approfondire. torniamo anche su questo discorso. Ecco, ci sono dei mercati che decisamente sono promettenti per le nostre imprese. Noi dobbiamo però partire da una fotografia che è quella di Padova oggi
E Padova oggi vede come quota, come primo paese nelle esportazioni, ovviamente la Germania, e poi tutti i paesi europei. Non vede nelle prime posizioni, se non al sesto o quinto posto, la Russia, non vede il Qatar, come giustamente citava lei, non vede Singapore, non vede la Cina e il Brasile. Ebbene, questi sono e saranno sempre più i mercati emergenti, i mercati laddove le nostre imprese potranno avere Ecco, non li soddisfazione. vede perché? Noi prendiamo, allora, giustamente abbiamo preso l'esempio di Padova perché è un polo industriale importantissimo, Certo. strategico nel nord-est, ma ovviamente ci rivolgiamo a tutte quelle che sono le aree sviluppate che potrebbero crescere e quindi Padova può essere un esempio, ma tante altre. Perché c'è questa miopia o non si riesce, anche forse difficoltà di approccio? Quali sono le difficoltà principali? Ma guardi, ci sono due aspetti, io penso. Un primo aspetto che finora, speriamo ancora negli anni a venire, la Germania rappresenta comunque un importante mercato di sbocco. Quindi i nostri imprenditori che da anni, diciamo fin dall'inizio degli anni 60, operano come, tra virgolette, controterzisti con il prodotto, con l'impresa tedesca, è un mercato consolidato e che diciamo, va mantenuto. E questo ha fatto sì che non ci sia stata quell'attenzione verso altri mercati in quanto trovavamo soddisfazione con il mercato tedesco. I tempi stanno cambiando, non solo dalla crisi del 2008 ma anche da prima, e qui si stanno aprendo con la globalizzazione dei mercati delle nuove sfide. La prima, la Germania, utilizzando i nostri prodotti, il nostro lavoro, nel frattempo apriva i nuovi mercati. Quindi il prodotto tedesco lo trovi al quarto o quinto posto in Cina, lo trovi a Singapore, lo trovi in Brasile. Quindi loro diciamo si sono svegliati prima di noi Diciamo, e loro quindi si sono svegliati prima, non va sottaciuto anche un altro aspetto, che loro hanno avuto, una parola di moda oggi, sistema paese, loro hanno avuto il sistema paese da sempre più hanno attrezzato. hanno Hanno aziende aziende, diverse, le nostre sono piccoline, eccetera, esattamente, loro invece sono le grandi aziende, eccetera, quindi è un esattamente. sistema industriale È un sistema diverso. industriale diverso e che ha fatto sì che il sistema finanziario bancario fosse all'estero con la Deutsche Bank, che grandi gruppi industriali come la Siemens e quant'altro fossero poi da traino per le altre piccole e medie imprese. Sul piano politico una stabilità governativa in questi ultimi 30 anni, evidentemente anche la mentalità tedesca, evidentemente ha fatto anche questo la sua parte, cioè un insieme di fattori. Però ecco, qui voglio subito spendere come si può dire, un messaggio che anche in positivo. È vero, noi partiamo da questo punto di vista più svantaggiati rispetto ai tedeschi, ma non va sottaciuto un altro aspetto che noi lo vediamo sempre in giro per il mondo, il grande valore che il potenziale acquirente dà al cosiddetto Made in Italy. No, no, ma infatti adesso poi si va verso un riconoscimento ufficiale del Made in Italy, quindi Esatto. possiamo già anche battere su questo aspetto, però a volte lo si trascura. In realtà è apprezzatissimo il prodotto fatto in Italia, cioè è riconosciuto nella sua valenza, eccetera. Dal punto di vista della tecnologia, e quindi questo vuol dire anche ricerca e innovazione, siamo un Certo, po' più sì. arretrati, abbiamo appunto il manifatturiero che tira, però possiamo giocare su questi elementi qui, bisogna riuscire a farlo. Assolutamente, ecco ad esempio questo riconoscimento che anche in ambito europeo, che è stata una battaglia molto italiana, diciamo, del riconoscimento del Made in e del Made in Italy nel nostro caso, direi è un altro elemento importante. Su questo penso che dobbiamo farci anche qua una riflessione in casa nostra. Forse noi stessi spesso e volentieri non siamo così convinti del grande valore che abbiamo, cioè i nostri imprenditori vedono all'estero il riconoscimento che il nostro prodotto, sia in termini qualitativi, in termini di design, senza parlare del food che è ambito in tutto il mondo, beh, forse a volte nemmeno noi siamo consapevoli di questo grande valore. Ecco, probabilmente è importante che noi stessi siamo ambasciatori, ma noi stessi intendo tutto, cioè intendo i nostri opinion leader, intendo un messaggio positivo da cominciare a dare anche ai media, in questo caso anche attraverso canali televisivi, perché veramente i nostri imprenditori oggi hanno anche bisogno, ovviamente, di tutto il sostegno del sistema in termini economici, in termini di servizi, ma penso anche di riuscire a ricreare quell'aspettativa, quell'appeal che il Made in Italy può avere all'estero, ma che quindi deve essere vissuto anche qua in Italia. Faccio un esempio, se andiamo in Spagna, in Francia,
e pensiamo a tutto l'aspetto del vino, beh, a volte i francesi ci battono sul marketing, ma poi anche per il fatto che se andiamo in Borgogna, qualsiasi abitante della Ecco, Borgogna ti invita a bere il loro vino presso i loro ristoranti. infatti qua mi è toccato un altro aspetto importantissimo. Noi in Italia, ma poi il nord-est in modo particolare, da sempre ha sofferto un marketing, non tutti, perché c'è chi si è contraddistinto, ci sono aree ben precise, province note Certo, che hanno saputo invece utilizzarlo. Però l'aspetto del marketing non è stato mai utilizzato a sufficienza. Ci sono realtà dove gli Stati Uniti sono maestri da questo punto di vista. Noi sembra che siamo emuli degli Stati Uniti che invece avrebbero ben poco da insegnarci sotto certi assolutamente. aspetti. Tanto è vero che addirittura il marketing statunitense, quindi USA, eccetera, viene esportato in Oriente ed emulato. Esattamente. Perché questo? Ma io penso che questo nasca da una cultura nostra che diciamo, non evidenziato le capacità di fare squadra, perché facciamo l'esempio sempre del vino, ma oppure anche negli Stati Uniti. Se noi siamo riusciti a creare nell'immaginario collettivo, penso allo champagne, che per molti aspetti, adesso non vorrei dire un'eresia, non sono un esperto, ma penso che alcuni nostri prosecco e alcuni nostri cartizi non hanno nulla di invidiare a una bottiglia di champagne, perlomeno questo Caspita, il Cartizze è anche... mi dicono gli esperti. mi dicono gli esperti. Ecco, quindi in questo caso qua, come si può dire, l'aver creato, abbiamo visto che lì si è creata un'immagine del Prosecco e guarda caso il Prosecco è riuscito ad essere uno ai primi posti in classifica in tutto il mondo, perché lì è stato fatto un lavoro di squadra, potrei dire l'Amarone qua nel Veneto. Se veniamo in casa nostra, ecco, ci sono degli spazi sui Colli Euganei, per esempio, non so, penso al fior d'arancio che è stato pluripremiato, cioè penso a delle situazioni laddove i piccoli produttori, qua vengo al nostro vantaggio e limite nello stesso tempo, che questa varietà di piccoli produttori, se non si mettono a sistema è difficile poi produrre una campagna di marketing che sia efficace. Quindi individualismo estremo ha portato questo grosso problema che invece non c'è in altri paesi. Assolutamente, e qui diciamo è la contraddizione del nostro modello. L'individualismo ha avuto dei lati positivi, non vanno sottaciuti, la creatività dei nostri imprenditori, un certo caparbietà, costanza. La globalizzazione adesso ti impone che tutte queste qualità, che ripeto vanno mantenute perché guai che noi perdessimo questi valori, però vanno assorbite in un contesto di squadra, di messa a regia, di messa assieme, che un po' è il lavoro che stiamo cercando noi con i mezzi che abbiamo a Padova, perché questo consenta veramente di portare a livello globale queste realtà che altrimenti avrebbero la loro vita e anche diciamo la loro sopravvivenza solo a livello locale, ma oggi questo ritengo che i mercati non lo consentono più. In Europa, allora spostiamoci un po' di territori, finché non si muove il consumo interno e diciamo che anche a livello governativo non si sta facendo niente al riguardo, l'abbiamo capito chiaramente, per aiutare queste imprese, vediamo in Europa, quindi i paesi più vicini, quali potrebbero essere vocati ad aprire delle vie di export interessanti per chi non avesse la disponibilità di andare ben oltre, dopo ci sposteremo anche oltre. Ma allora, a parte, diciamo, se noi ci muoviamo, ecco che qui possiamo fare così un ragionamento di questo tipo. Se io non ho mai avuto esperienze con l'estero e quindi non so se interpreto giusta la domanda, cerchiamo di aiutare chi non ha mai fatto estero, perché se questo è uno degli elementi di sopravvivenza, probabilmente bisogna anche affrontarlo. E, ecco, io su questo penso che, noi lo diciamo in tutti gli incontri che abbiamo con gli imprenditori, peraltro ultimamente anche parecchi, bisogna stare molto attenti a non creare illusioni e di conseguenza delusioni. Vale a dire, se io non ho esperienza all'estero, la prima cosa che devo fare, devo essere informato. Io devo avere un quadro di come si opera. Su questo il ruolo della nostra azienda, Promex, assieme alle associazioni di categoria e ai vari corsi che vengono fatti, tendono a dare questo primo tipo di risposta. Quindi essere informati. Secondo, devo avere una strumentazione tecnica, organizzativa e finanziaria idonea. Devo fare una sorta di check-up, capire se sono o se potrò essere in grado. Faccio un esempio banale, se non ho il sito in lingua inglese è inutile che vada a una missione in Singapore, se poi magari mi trovo buoni contatti, questo mi dice fammi vedere il tuo sito e io ce l'ho in italiano. Quindi devo verificare preventivamente qual è la mia, diciamo, dotazione organica e se non sono pronto mi devo attrezzare e quindi aspetto di fare la missione.
Terzo, quando io decido di fare la missione, devo decidere il mercato, e qua vengo alla domanda sua. A questo punto il mercato lo devo valutare in funzione del mio prodotto, devo attingere alle informazioni, ma anche qua bisogna stare molto attenti. Internet è una bellissima cosa, ma è altrettanto pericolosa, perché può avere azioni di depistaggio, posso cadere in Infatti. illusioni. Qui mi devo far assistere da personale di cui ovviamente goda la fiducia, in modo tale di poter scremare le informazioni che un mondo come internet così ampio mi può dare. Scegliere le cosiddette macro aree, verifico gli accordi in Nord America, Sud America, verifico altre situazioni e poi sulla base della idoneità di quel mercato al mio prodotto, allora cerco di fare un'azione, diciamo, di penetrazione in quel mercato. Su questo vale una regola che anche questa la diciamo spesso. Allora, se io intraprendo, facciamo il Qatar, visto che abbiamo che una missione a dicembre, beh, io devo avere almeno grossolanamente, dopo che ho fatto la verifica di tutti i punti precedenti, un piano di penetrazione in quel mercato, che non può essere inferiore di 2 o 3 anni. Non ha senso, ecco, questo noi lo Questo è sconosciamo. molto importante dirlo, perché Sì, forse è un concetto, non è che uno va, cioè, va a toccare, tastare certi paesi, crea i contatti e automaticamente il business è no, fatto. magari fosse così. Quindi l'azienda deve mettersi nell'ordine di idee di avere dei programmi di qualche anno, cioè di andare là Assolutamente, nel tempo. E deve fare anche un investimento, giusto? assolutamente, Quindi anche questa assolutamente. disponibilità ci deve essere. Ci deve essere, va calcolata preventivamente. Se può essere d'aiuto, ecco, giusto per far capire, posso citarvi un'esperienza avvenuta in questi ultimi anno e mezzo di un imprenditore, peraltro piccolo, artigiano, anche qua a riprova di un fatto. La dimensione ovviamente è importante, lo dicevo prima, ma non va sottaciuto anche l'aspetto che in alcuni casi, alcune piccole imprese, ma che siano, diciamo, di grande bravura e su nicchie molto particolari, possono avere soddisfazione anche loro all'estero. E cito un caso avvenuto. Un'impresa del settore metalmeccanico è venuta via con noi 2 anni fa, 1 anno e 8 mesi fa, per la prima volta non avevano esperienza, hanno fatto 3 corsi di formazione con noi e sono venuti in una missione a Mosca. Sono venuti in una missione a Mosca, hanno incontrato 14 operatori, hanno scelto 3 di questi e cosa hanno fatto poi? Dopo 4 mesi sono tornati in Russia, sempre accompagnati da noi, ma da soli in questo caso. Dei 3 hanno selezionato uno, con questo si sono messi d'accordo per partecipare ad una fiera insieme e allora hanno diviso per metà i costi. Il partner russo è diventato il distributore dei prodotti della nostra ditta piccola di Padova. Ebbene, oggi il risultato che hanno ottenuto è che nei grandi magazzini in Piazza Rossa e nei magazzini dell'abbigliamento la scala a chiocciola che viene fatta all'interno è fatta da una ditta di Padova. Non sarebbe mai successo 2 anni fa, anche in questo caso sono partiti perché dicono il mercato nostro non c'è più, non dà E non c'è la prospettive, possibilità. hanno iniziato, ma hanno iniziato un percorso graduale con delle fasi, con degli steps che noi avevamo indicato e devo dire che una volta seguiti questi adesso hanno soddisfazione perché sono presenti nel mercato russo, hanno un partner Senza consolidato. quindi dover necessariamente investire in personale che va all'estero, Assolutamente. eccetera, ma aver creato una partnership all'estero. Esattamente, Quindi questo è il consiglio che noi diamo sempre. Anche qua, prima di avventurarsi in società miste, in investimenti in loco che sono tipici della grande impresa, noi diciamo passa attraverso un periodo di fidanzamento, cioè io devo interloquire con il mio partner, devo abituarmi a lavorare assieme, dobbiamo capire le nostre diversità perché siamo anche diversi, anche nel modo di operare è culturale e una volta che abbiamo stabilizzato il nostro rapporto attraverso una formula di collaborazione, per esempio in questo caso l'assistenza post vendita, e quindi il partner infatti, russo mi consente di importantissimo. garantire l'assistenza e io non ho tutti gli oneri di mandare là uomini e mezzi in Infatti, Russia. chiarissimo. Allora, noi andiamo in pubblicità, riflettiamo anche su questo, poi vedremo di capire quali altre opportunità ci possono essere, quali altri mercati. Se volete intervenire potete farlo tra poco.